La Pisana capolista vuole chiudere l'anno solare 2016 davanti a tutti. La Roma Calcio A8 GSA vuole confermarsi nelle posizioni alte della classifica. Questi gli ingredienti della 13ª giornata di Serie A della Lega Calcio A8. Buonasera e benvenuti al Ciriaci. Ciriaci ha piovuto per tutto il giorno a Roma, sta seguitando nella sera, speriamo non rovini lo spettacolo a cui stiamo per assistere. È l'ultimo spettacolo dell'anno, prova a ordirlo la Pisana da fuori con Chianelli, in verticale Coletti la lascia lì e rinvia in qualche modo Vannozzi. Di prima con idee chiare da Massari, Laurato, li può anche tirare, cede invece per un 1-2 splendido, si chiude Laurato e solo Coletti la tocca, ma non basta, è la solita azione in avvio della Pisana Calcio A8 che fa 1-0 con Matteo Laurato. Parte Parroni, esce Filonardi con coraggio e con il petto. Battuto il corner, dentro la palla passa, il sinistro dall'altra parte, Filonardi ancora. Belle le divise della Roma Calcio A8, cambiate nella scorsa gara. Seferi col destro! Non è il suo piede, ma ha imparato a tirare anche con quello, fa male. Seferi, 1-1 della Roma. Ecco Ricci. Filtrante buono per Pace, se lo dimenticano, esce Goletti. Pace Goletti però, con il piede, gran parata. Ha parcheggiato il pullman di fronte alla porta di Goletti. A Massari gli lasciano spazio e va col destro, è un gol straordinario quello di Ruggero a Massari a giro sotto la traversa. Nuovo vantaggio Pisana, 2-1. Il pressing blando Succi con l'esterno Ricci, molto bene a tagliare praticamente mezzo campo, va dal numero 9 in surplus, Pace, sovrapposizione a Massari, la liscia, dall'altro lato Laurato, attenzione, l'azione è viva, Goletti, la spegne però. Quando parte un lunghissimo lancio, come al solito su Seferi, che uccide lì il pallone col sinistro, usa tutta la lunghezza delle sue gambe, poi tunnel a Ricci, se ne va anche su Cervini, Seferi a tratti incontenibile oggi. Calcio dalla gran distanza, va Filonardi a mano aperta. Seferi, eccolo Seferi, le sue finte, come al solito sul sinistro, all'appoggio in Succi che tira deviato, Filonardi ancora reattivo, blocca. Pronto al rinvio il portiere della Pisana che da tifoso biancoceleste doc avrà un gusto particolare nell'esordire da titolare in Serie A della Lega Calcio A8 quest'anno, proprio contro la Roma. Recuperato il pallone da Ricci, l'ha giocato direttamente dentro e arriva il gol del 3-1 della Pisana Calcio A8, un'azione improvvisa in verticale e sono di nuovo avanti di 2 quelli di Di Pasquale. Ancora sul numero 16 il capitano della Roma Seferi, deve mettersi in proprio, lo fa nascondendo il pallone, poi il sinistro ancora, Filonardi, doppia deviazione. Con un immenso Pace oggi su questa corsia non aveva un compito facile, gli esterni sono il punto di forza di una Roma Calcio 8 che si deve invece arrendere al triplice fischio del direttore di gara alla capolista Pisana Calcio 8 che rimane tale sino alla fine dell'anno solare 2016. Questi i contenuti della 13ª di Serie A.